Allora, tornando alla nostra ricerca, si accede alla struttura sanitaria perché per varie situazioni, qui è trasversale, giovani, vecchi non c'entra niente, persone anziane senza dubbio con magari esigenze di un certo tipo diverse a questo punto, perché non c'è più neanche la lungodegenza, per cui là si aprirà un altro capitolo. Che cosa avete analizzato? Sì, abbiamo un po' provato a rispondere alla domanda che sentiamo, cioè in ospedale sto meno di anni fa, cioè lo sento anch'io tra gli anziani che conosco, le lamentele. Allora abbiamo detto, beh, proviamo a trasformare... Chi si ricorda di chi questo? si ricorda un tempo? Beh, proviamo ad affrontarla con dati oggettivi. E i dati oggettivi in realtà dicono che questa, che potrebbe essere una frase magari si stava meglio quando si stava peggio, in realtà in parte questo è vero, cioè nel senso l'abbiamo costruita così. Le dimissioni, e lo vediamo un po' dalla slide, si può leggere così questa slide, le dimissioni di pazienti, quindi uno entra in ospedale e esce, quella è una dimissione, sono in aumento dal 2014 al 2016, quindi ci sono più entrate e uscite dagli ospedali. I posti letto però sono diminuiti, quindi uno dice ma come? C'è più gente che va in ospedale e meno posti letto. La risposta a questo diciamo, arcano è data dai giorni di degenza media, cioè sto meno in ospedale, ci sono meno posti letto perché c'è più turnazione. Si passa dai 9,34 giorni del 2014 ai 9,01 del 2016. Non siamo qui per discutere la medicina assolutamente, ci saranno state delle evoluzioni e magari alcune operazioni vengono fatte prima, assolutamente. Però, insomma, il fatto che in 2 anni ci sia già questa variazione è molto importante. Questo fenomeno si collega molto alla programmazione che la Regione ha in mente, cioè quella di dire svuotiamo un po'... Ha in mente, no, quindi non vuol dire che non c'è ancora. No, diciamo che in parte c'è. cioè ha in mente nel senso che una programmazione è stata fatta, poi però è difficile realizzazione e cito 2 esempi. Uno, gli ospedali di comunità, che sono queste strutture intermedie dove... Che non si vedono. Anche lì c'è una programmazione di posti, però vediamo, non so, nel Veronese ci sono dei ritardi, nel Vicentino è stato inaugurato l'altro giorno, però Ce ne sono insomma pochissimi. nel frattempo vediamo quello che succede. E l'altro tema grosso è quello delle medicine di gruppo, il famoso, io mi ricordo allora Monti, che fece nel governo tecnico, disse chi va dal medico di medicina generale deve trovare aperto 12 ore, 24 Invece che afferire ore. i pronti soccorsi. La realtà è che non è stato fatto, perché adesso la Regione ha cambiato nome alle medicine di gruppo generale. Si chiameranno TIM. TIM, che non è la compagnia telefonica, e però ci sono ritardi, quindi ci sono questi cambiamenti che abbiamo visti nella slide, perché in teoria ci dovrebbe essere una programmazione, ma la programmazione ha ritardi e quindi tendenzialmente l'anziano che protesta fa bene a protestare. Fa bene a protestare, infatti. E questo è un altro aspetto importante, perché lo si diceva un po' anche prima fuori onda. La lunga degenza appunto non c'è più. No. L'anziano a un certo punto viene dimesso a casa dopo una fase di acuzie, eccetera, e a casa qualcuno se ne deve prendere cura. Quindi si deve arrangiare. Diciamo che se ha a ridosso una famiglia può anche essere aiutato, assistito, eccetera. Però dipende. Se non ha a ridosso una famiglia diventa un grosso problema che dovrebbe in qualche maniera, metto il condizionale, essere gestito dalle assistenti sociali dei comuni, che anche lì poi facciamo un pianto greco sul numero di persone, eccetera, e quindi c'è questa tendenza a fare sì che si trasferisca sulla società sostanzialmente l'assistenza dell'anziano appena viene dimesso dall'ospedale. Noi riceviamo spesso lettere di protesta da parte di familiari, magari figli che vivono a Venezia e hanno l'anziano a Verona o a Vicenza, con gli ospedali che gli dicono per noi è finita l'acuzia, quindi deve essere dimesso, da un giorno per l'altro, e questi non sanno che cosa fare. E soprattutto perché poi non ci sono gli ospedali di comunità che dovrebbero in qualche maniera gestirli, eccetera. E quindi sta diventando un grosso problema, cioè si diminuisce l'intervento in ospedale e lo si scarica sulla società in termini di assistenza post-ospedaliera. Che è di una gravità estrema. Ecco, tra l'altro, qui mi rimetto un po' anche alle fasce più giovani. Il più giovane deve muoversi dove il lavoro chiama, per cui voi con i ricercatori, se l'Università di Palermo dà un'opportunità, una cattedra, io penso che voi fly to Palermo o dovunque sia, ma anche all'estero, per cui questo è un altro aspetto.
un domani si prospetta la stessa problematica, perché le famiglie saranno molto insomma, sfilacciate, e la possibilità di assistenza per chi fa questa vita qui fuori dai propri luoghi di affetto, eccetera, diventa ancora più importante. Per cui non solo, come diceva, pensare in una Immagino pensione. su questo tema. Cioè, perché dopo lavoreremo in emergenza, no? No, concretamente se uno vive in un'altra città e si sposta in continuazione, è giusto che la cartella, diciamo, delle malattie possa essere condivisa, che non vuol dire che il medico va a controllare i fatti miei, però se sto in un posto è giusto che io possa... Che deve essere c'è l'innovazione, c'è la strumentazione ormai per farlo. Però ancor più i vostri genitori non potranno pretendere che voi da Palermo veniate ad assisterli. In questo senso sì, assolutamente. Questo è un tema... Sì, questo è un altro tema, anche perché si unisce anche al fatto che si fanno meno figli, quindi ci sono meno persone che possono accudire la persona anziana, e molto spesso ci si muove con molta più facilità per lavoro, non solo all'interno dell'Italia, ma anche molto spesso si deve andare all'estero. Sono tutte tematiche assolutamente che vanno prese in considerazione, perché prima che diventino emergenze. Prima che diventino emergenze, sì, assolutamente. Infatti. E qui c'è già un'altra questione, perché dalla sanità, bisogno di sanità, c'è del personale della sanità che invecchia, che quindi anche questa è un'altra problematica, l'abbiamo vista, eccetera. Strutture per quando uno ha bisogno, quindi sociosanitarie, no? Anche lì. La vostra ricerca, le vostre istanze sono state portate anche in questo loro versante. hanno analizzato più aspetti di questa particolarità, perché faceva parte delle aspettative, allora diciamo i bisogni e le aspettative. E allora loro hanno analizzato sia la possibilità di avere praticamente sul territorio strutture tipo case di riposo oppure ricoveri giornalieri, ma sia la prospettiva anche di avere strutture diverse, come possono essere i co-housing, che stanno nascendo, cioè sono una struttura, i co-housing vuol dire abitazione condivisa, brava, sì, diciamolo in che italiano, chi ci ascolta dice, perché sennò da casa roba. non ci capiscono. Allora, queste sono strutture che sono nate nel nord Europa sono molto diffuse, che possono essere il condominio con le badanti di condominio, ma possono essere anche mini alloggi dentro la stessa struttura, e stanno nascendo anche da noi, loro hanno fatto un prospetto di quelle oggi presenti, e su questo bisogna lavorare. E qui per esempio una che abbiamo sentito, che abbiamo anche interpellato, ci dicevano proprio che loro hanno spesso coppie anziane che dicono: noi abbiamo la casa in proprietà, però siamo anziani, da soli non ce la facciamo, i figli sono all'estero, sono di qua, sono di là, facciamo un lascito della nostra casa e veniamo da voi e ci assistite. Questa cosa si sta presentando sempre di più, proprio perché i figli se ne vanno altrove e proprio perché gli anziani a un certo momento non ce la fanno più a vivere da soli. Ecco, qui entriamo nello specifico di quello che avete analizzato, no? Dopo vediamo se queste sono pubblico o private, come dovrebbero essere, perché questa è un'altra questione. Sì, assolutamente, è un tema, l'abbiamo analizzato provando a mappare quelle che sono queste soluzioni innovative. I dati ci dicono che sempre più le famiglie sono sole, cioè se la famiglia degli anni 50, degli anni 60 era una famiglia piena di figli, anche i genitori compravano le case per poi lasciarle ai figli. Questa cosa sta cambiando parecchio. Sta cambiando, e poi va considerato anche il tema dei servizi che offrono queste strutture, nel senso che io ho la possibilità di condividere degli spazi, magari sono rimasto solo, posso condividerli con altre persone e mi possono essere forniti dei servizi per tutti, quindi ecco che diventa anche più efficiente il sistema. Sono innovativi, è evidente che devono entrare a far parte della cultura, perché c'è un passaggio generazionale molto importante. Una volta si diceva appunto queste famiglie allargate, questo rimanere sempre in famiglia, ma se la famiglia non c'è più perché si sparpaglia in giro per vari motivi, per lavoro, la tua famiglia diventa una persona diversa. Esatto, assolutamente, però ripeto, il passaggio mentale è importante, lo capisco, cioè non è facile, però è un'ottima soluzione sicuramente. Infatti qui il passaggio culturale siete voi che dovete aiutare a farlo. Sì, il passaggio culturale ha due sfaccettature. Allora, il primo è l'idea di andare a vivere con altri, Sì. che può essere in modo particolare, diciamo, per le donne quando sono sole.
perché poi vedremo il dato pensioni. Le donne sono quelle che hanno la pensione più bassa. Vediamo adesso se abbiamo a mettere in conto il dato pensioni. E il vivere da sole, magari in una casa grande, perché è stata quella dove hanno allevato i figli, eccetera, diventa un grosso problema per pagare le bollette, per pagare il riscaldamento. Non mettono neanche il riscolo qua. E quindi rischiano sostanzialmente di avere una vecchiaia infelice, magari soffrendo il freddo, magari non accendendo la luce anche se hanno paura, eccetera, perché economicamente non ce la fanno. Quindi gli spazi condivisi vogliono dire, oltre a condividere anche diciamo così, la vita quotidiana, vuol dire anche dividere spese di riscaldamento, di gas, eccetera. In alcune di queste strutture poi ci sono dei servizi tipo mensa comune, se uno non vuole farsi da mangiare, lavanderia in comune, che quindi danno un livello di vita diverso. Qualità. Sì. L'altro problema grosso invece culturale per i nostri anziani è la casa. Cioè, i nostri anziani pensare di vendere o di dare in affido a qualcuno la loro casa dove hanno cresciuto i figli è un grosso problema. Perché? Perché nel nostro Veneto il concetto della casa in proprietà sulla quale tu vivi fino alla morte chiaramente è molto radicalizzato. Nel nostro paese, Italia, questo problema esiste, cioè non solo in Veneto, perché poi dovunque ci spostiamo, diciamo centro che Italia, è più presente in alcune regioni con la vecchia cultura contadina, perché per esempio io vedevo quando il periodo che sono stata a Roma che non è che si preoccupassero tanto di avere la casa in proprietà, gli bastava avere un appartamento in affitto. Forse nelle grandi città sì. E nelle grandi città forse questo concetto non è molto radicalizzato, però chiaramente nelle nostre province, ma anche nelle nostre città, basta andare a Verona, a Vicenza, stessa Padova, sostanzialmente chi ha l'appartamento in affitto, prima di cederlo o per una scelta di un tipo o per una scelta dell'altro ci pensa 8 volte, perché vuol dire essere ancorati comunque a una sicurezza, la casa in proprietà. Infatti qua parliamo anche di certezze, di sicurezze, Esatto. lo accennavate voi prima, no? Il fattore di avere sicurezza, il problema di insicurezza principale per i giovani è il lavoro, cosa che magari una volta non c'era, per l'anziano non avere questa certezza che può essere l'abitazione, quindi possono essere degli ostacoli in qualche modo. Però culturalmente le cose comunque stanno cambiando, nel senso che vedo anche semplicemente tra la mia e la sua generazione, che sono 10 anni, abbiamo comunque dei concetti diversi. Faccio un esempio banale, che può essere banale, però per esempio per me la macchina è sempre stata la macchina di proprietà. Io vedo che lui usa più il car sharing. Ma i giovanissimi, il problema della macchina, cioè il problema, non sentono l'esigenza della macchina, che invece una volta a 18 anni patente. A 18 anni la prima cosa che pensavi era la macchina, devo comprarmi la macchina. L'obiettivo lui invece la usa la macchina. E questo concetto probabilmente poi si trasferirà anche sulla casa, probabilmente. No, e poi anche è un concetto interessante che poi può essere anche un'idea di sviluppo futuro, no? Cioè l'utilizzo piuttosto che il possesso. È chiaro che non è facile da capire, cioè nel senso, ma io la macchina la voglio subito, voglio parcheggiare sotto casa. In realtà questo è un servizio di car sharing, ma ce ne sono altri. Cioè, car sharing vuol dire che non ho la macchina mia, ma la trovo a 100 metri, ho l'applicazione, la apro e pago, in quel caso, 25 centesimi al chilometro, quindi risparmio pure. È chiaro che si può applicare in tanti settori, e già sta avvenendo. Non deve essere vista come una roba, non so, siccome hai meno soldi fai il car sharing, o siccome hai meno soldi, passa un po', no? È passato nei primi anni questo concetto. In realtà piano piano adesso si sta evolvendo e l'idea diventa, non è che devo avere tutto per forza di proprietà, perché alla fine l'importante è l'utilizzo. E da proprietà a utilizzo. Quando mi serve lo uso. Questo sarebbe importante che questo sia un gradino ulteriore. Sul discorso della casa diciamo che c'è anche l'altro problema, l'anziano che cosa fa? Pensa, la prima cosa che pensa è, va bene, se io do via la mia casa o perché la vendo o perché la cedo, perché questo, chi è che mi garantisce poi la mia sopravvivenza fino a quando muoio? Perché questa è la domanda alla fine. E questa sfiducia nel sistema. C'è una sfiducia nel sistema e c'è soprattutto la paura poi di restare da soli, senza casa e senza assistenza. E allora queste diciamo realtà nuove che stanno nascendo, qualcuna nasce anche bene, bisognerà appunto vedere, verificare quali sono le garanzie che offrono e soprattutto capire un attimo
poi alla fine che tipo di percorso continuativo danno agli anziani, perché questa è... Perché poi lo stesso discorso della casa di riposo, no? Casa di riposo che molte volte è ghettizzata, nel senso che è un'assistenza che lascia molto a desiderare, anche lì, soprattutto quelle private, non è che si pongono tanto il problema della garanzia di assistenza all'anziano fino alla fine, perché a un certo momento, se non gli è più comodo, eccetera, richiamano la famiglia e glielo rimettono in mano, sostanzialmente. Quindi bisogna capire un attimo la collocazione dell'anziano, che tipo di garanzie gli si dà fino praticamente alla fine dei suoi giorni. Questo è quello che chiedono gli anziani. E qua la ricerca adesso ci si è portata su un altro versante, quello delle case di riposo, avete analizzato anche questo, lo vediamo insieme subito dopo la pubblicità.